Eccoci qua cari amici, appassionati di veicoli vintage, sono qua in compagnia di Giacomo e anche Luca, il contadino di Rovereto, che ha voluto anche lui unirsi in questa pazzesca avventura. E niente Giacomo, adesso descrivimi un po' te cosa stiamo vedendo qua. Beh, qua siamo arrivati sulla cima della cava e ci troviamo sulle ruote di rinvio della teleferica che portava giù il materiale pregiato con due carrelli. Siccome era un mezzo molto economico e non c'è motore niente, il carrello pieno andava giù con il materiale e il peso fisico trainava in su il carrello vuoto perché è a doppio effetto. Infatti ci troviamo due tramogge. Esatto, lì ci sarebbero le tramogge in fondo. Qua c'era un operatore che teneva frenato, infatti la puleggia ha un freno, sì. Un semplice freno meccanico diciamo. E laggiù ci sono le tramogge, esatto, poi i carrelli. Andiamo a vedere, c'è ancora il carrello su, c'è ancora tutto il meccanismo per caricare i carrelli. Ma niente, vieni Giacomo che c'è ancora materiale interessante qua per gli amici. Guardate un po', vi faccio vedere intanto dove siamo, guardate un po' l'ambientazione, siamo in alta, diciamo, montagna, insomma, siamo qua nel Vicentino, neanche lontanissimo da Asiago, penso, no, No, è sopra qua Asiago. È qua sopra, ecco qua, Guardate lì Luca, il contadino di Rovereto, che è preso, ecco vieni qua. Caro Giacomo, e insomma qua ci sono due, abbiamo detto due dumper, no? Dumper. Motore Slanzi. Due mini dumper. Qua di che anni saranno? Beh, qua stiamo parlando che la chiusura della cava è degli anni 70, quindi potrebbero essere degli anni 70 come prima, non ci sono targhette. Sì. Abbiamo motori bicilindrici raffreddati a aria Slanzi, come conferma Luca. Purtroppo qua vandali hanno portato via pezzi, però si riesce ancora a capire che sono mezzi 4x4, una trazione integrale, scarico meccanico che magari faccio vedere. Sì, ti fai vedere tutto qua. Semplicissimo, adesso vediamo se si muove. Andava a inganciarsi in questa maniera, ancora funzionante. Sì, si tira indietro e lui e il peso stesso scaricava il cassone, quindi macchina semplice, funzionale, 4x4, motore Slanzi, e ce ne sono ben due, ecco qua. Le gomme strane portate via, strano, cioè adesso chi è che se le porta via, boh. E niente dai, guardate un po' qua questo motore Slanzi, come vedete, raffreddato ad aria. E qua abbiamo tirato guarda, se vuoi filmare qua Marmi, hai ancora la targhetta originale con i numeri di serie e tutto. Poi c'è anche un motore, purtroppo è stato smontato per terra, abbandonato a se stesso. Certo che venire qua su, smontare il motore, ma magari li hanno smontati al tempo, chissà. Vediamo un po' qua, quello qua, il motore abbandonato qua. E niente, abbiamo visto anche i dumper, ecco qua, insomma. Direi che insomma l'avventura continua qua. Luca, cosa dici? L'hanno rotto e l'hanno smontato qui della cava sto qua, e qua l'hanno lasciato. Ecco qua ragazzi, con questo vi saluto, direi che insomma è sempre una cosa interessante qua, Ecco qua, te Giacomo questa zona l'avevi scoperta nel 1000, cioè sì, nel 2000 forse, nel 2000, e sono andato con mio papà la prima volta nel 2008-2009, e se poi con i miei amici ho cominciato anche un po' a ripulire. Infatti qua c'erano molte più piante, siamo venuti su con dei seghetti e abbiamo cominciato un po' a ripulirla per tenerla un po' visibile. Ecco qua cari amici, vi ho fatto vedere un po' così la strada, la traccia di cosa andremo a vedere, ecco qua, di cosa si andrà a vedere. Era lì, con questo vi saluto cari amici, alla prossima puntata. È un po' come le puntate dell'OM 160, sembra che non finiscano mai, Speriamo però di regalarvi qualcosa di interessante, Ragazzi, ciao a tutti, saluto tutti gli amici del canale e tutti quanti quelli che mi seguono, saluto anche bravissimo Arturo che mi ha chiesto di salutarlo e tutti quanti gli amici. Ragazzi, ciao a tutti, avanti, andiamo avanti perché la pazzia c'è sempre.